Oggi con questo caldo sto aspettando che le temperature vanno giù per fare quindi una live con voi, parlare di un topic molto in voga in questo momento, ovvero il caldo e dolori. Perché i dolori col caldo aumentano? Sarà la temperatura, sarà il condizionatore, sarà qualcos'altro che ci fa aumentare i dolori? E oggi infatti voglio parlarti di questo, delle cosa, di come il corpo, il nostro corpo, analizza quello che è il nostro ambiente esterno e interno per darci poi dei sintomi, dei segnali di conseguenza. Questa è la prima cosa che voglio parlarti. La seconda cosa che ti dirò è quella di un importante aggiornamento di Neurobalance, il mio percorso, e te ne parlerò tra un attimo. Veramente, se hai una ventina di minuti, stai fino alla fine perché è molto importante, e se stai soffrendo di dolori persistenti, questa nuova novità potrebbe, sono sicuro, anzi ti darà una mano ancora di più rispetto a quella rispetto a quello che stai facendo fino ad oggi. Andiamo quindi sul primo topic. Sono qui a casa, sto aspettando, ti ho detto che il calore vada giù, sono qui in Sardegna che ci sono 35 gradi oggi, quindi non è semplice. Ogni tanto lavoro col condizionatore acceso perché giustamente non sono masochista, non voglio pensare che lavorando al PC debba sudare, grondare ogni secondo solo perché non voglio accendere il condizionatore. Non ho nulla contro i condizionatori, non penso assolutamente che il condizionatore sia il male, la generazione di tutti i tuoi malori, i tuoi dolori, perché molte persone pensano ma se accendo il condizionatore poi sento la cervicale che si aggrava. Ecco, tutto questo pensiero, queste credenze vanno a lavorare sul tuo sistema interno. È vero che il calore porta il tuo sistema nervoso ancora più in ipersensibilità, perché tutto quello che non è, diciamo, familiare per il sistema nervoso, quindi tutto quello che va all'estremo, e per te l'estremo può essere qualsiasi cosa, o calore o freddo, porta il sistema a rigidirsi e a darci dei segnali di stop. I segnali di stop, quando senti dolore, siamo in piena estate con 35-40 gradi, sono quelli appunto di senso di sbandamento, di dolori diffusi, di stanchezza, il mancato appetito, il fatto che non riesci a dormire bene sia per il dolore che per il calore. Quindi non c'è nulla a che vedere, non è nulla a che vedere con quello che succede nel tuo collo e di quello che è stato, quello che hai fisicamente nel tuo collo. Quindi ti dico per esperienza quello che è stato per me e quello che è per me. Quando lavoravo in ufficio con l'aria condizionata a palla, non è che avessi più dolori. In quel periodo però, se tu mi conosci, a me non piaceva fare quel lavoro d'ufficio. Quando avevo, insomma, intorno ai 18, dai 18 ai 22, facevo un lavoro d'ufficio che non mi piaceva, quindi quello aggravava ancora più il mio senso di malessere. Ora c'è una particolare cosa che devi sapere che si chiama prediction coding, codice di predizione. È stato proprio studiato a livello neuroscientifico, quindi cosa vuol dire? Il codice di predizione vuol dire che noi, quando ci aspettiamo qualcosa che ci fa male o ci fa bene, si instaurano dei meccanismi all'interno di predizione, proprio nel cervello, che fanno realizzare quell'avvenuto malore. Nel senso, se io penso che il condizionatore, proprio questo che ho qua sopra, lo accendo e mi viene male al collo, in un certo senso me lo sto aspettando e ti verrà male al collo. Quindi tu penserai, ah vedi è il condizionatore, ah vedi è l'aria che mi fa male. Può anche essere stato così una volta, che c'è stato un repentino cambio d'aria
può essere il classico colpo d'aria, ma può essere stato la prima volta. Ora, il problema non è esterno, il problema è interno, è il tuo interno, non che non esiste questo problema, è semplicemente che tu ti aspetti che quel problema vada a verificarsi e si verifica. Ora, quello che dovresti fare, quello che farei e quello che faccio io, è di non aspettarmi assolutamente niente. Se le temperature vanno su o vanno giù, queste sono temperature naturali che dobbiamo, vuoi o non vuoi, come si dice in inglese, dice deal with, devi sopravviverci. Quindi cosa fai? Non esci o ti stai chiuso a casa con 35 gradi perché non, hai paura della cervicale che si aggrava? No, assolutamente no, perché quella credenza e quel comportamento non fa altro che aggravare la situazione, perché noi stiamo semplicemente poi buttando fuoco a questo sistema di credenze. E non è quello che non è una cosa che mi invento io, cioè non è un qualcosa di un mio parere, questo è neuroscienza. Quindi il predicting coding, lo puoi anche scrivere su YouTube, esiste ed è stato analizzato come si deve, quindi noi riusciamo ad attivare questi percorsi neuronali solo col pensiero. Quindi il pensiero arriva prima che l'evento accade. Quindi ti voglio assolutamente dire di lasciare perdere tutte queste credenze che ti sono state inculcate in questi mesi e anni, che è il colpo di frusta, che è il colpo d'aria che ti crea il problema alla cervicale. Adesso stiamo parlando principalmente di cervicale, ma potrebbe essere anche stanchezza cronica, no? Il fatto della stanchezza cronica ci sta, che adesso ti senti un po' più stanco, è normale, tutti ci sentono più stanchi con queste temperature a 35 gradi, però devi anche capire che stai dormendo male, molto probabilmente, non stai mangiando magari come si deve. Come si deve cosa vuol dire? Sali minerali principalmente, proteine di qualità, ok? Zero zuccheri, poco caffè, cose normalissime, e non c'è una dieta che ti risolve il problema di dolore persistente. Che sia chiaro anche questo. Qualcuno ti potrebbe dire fai questa dieta per risolvere la fibromialgia. Ragazzi, qualcuno risolve, ma non la totalità delle persone che fanno una dieta antinfiammatoria risolvono la fibromialgia. Ma perché? Perché anche lì, se mettiamo la credenza che è la dieta che ci fa stare male, è finita. Potresti provare 100.000 diete e non ne risolvi. Questo te lo dico perché io con psoriasi, non so se la conoscete, la psoriasi, le ho provate tutte a livello di dieta, ma tutte. Ho provato addirittura la dieta carnivora, a mangiare solo carne per 20 giorni. Ragazzi, non ve lo consiglio, non si va in bagno molto bene e non era la soluzione. Ma mi sono formato io per fare quella dieta, non è che sono partito, vabbè facciamola, no, mi sono documentato, ho provato, ho visto che non faceva per me e addirittura c'era un effetto placebo all'inizio, anzi vi voglio far vedere, giusto per farvi capire che cos'è la psoriasi, magari ve la faccio vedere perché io ce l'ho in questo momento ancora sulle mie ginocchia, non so se lo vedi qua, e a destra, ok? Ora, ve lo dico già, non accetto nessun consiglio da chi non ha risolto la psoriasi attraverso dei metodi naturali e che guardino il proprio interno, lo stato emotivo e lo stile di vita, ok? Perché sono stufo di guardare blog, articoli di persone che tutti ne sanno una, io ho risolto così, io ho risolto cos'ha, sì, ma guardiamo il totale della popolazione. Il totale della popolazione si risolve la psoriasi con una pomata? No. Quindi io ti dico, per quello che so io e per la mia esperienza, che tutte le malattie o dolori persistenti sono legati a un sistema emotivo, un sistema di stile di vita, un sistema di credenze che deve essere cambiato, ma da così a così.
Quindi ecco che mi porto quindi non solo a quello che ti stavo dicendo del predicting coding, quindi del fatto che qualsiasi cosa che tu predici o qualcosa che tu credi accade. Ti posso fare una marea di esempi di clienti che hanno instaurato questa credenza che se qualcosa accade allora io non posso fare questo. Ah, se vado a prendere la moto mi viene male la schiena. Ah, se vado in bici mi viene male al collo. Ah, se inizio a fare questo inizio a avere male, di nuovo al gomito. Non lo so. Ci sono dei meccanismi di associazione del cervello che riescono a collegare l'evento, un evento passato, registrarlo, ok? E riproporlo nel futuro in base alle condizioni che erano successe nel passato. Quindi qualsiasi cosa viene imprintata, stampata nella nostra mente, nel retro della nostra mente, dice se succede una cosa del genere in futuro, rilascia lo stesso sintomo che c'è stato. Hai presente quando ci sono degli attacchi di panico legati a degli eventi passati? Ecco che l'attacco di panico non è altro che una sorta di reazione automatica registrata dal passato, però avvenuta nel presente. Spero di non di complicarti le cose. Te la faccio magari con un esempio. Con la mia ragazza nel 2022 abbiamo fatto un grave incidente stradale. Era sera, erano le 10:30 di sera, quindi era scuro, non si vedeva nulla se non avevi le luci accese della macchina. C'è stato un crash, quindi da dietro ci hanno tamponato veramente tantissimi chilometri orari, erano a 170 chilometri orari, ragazzi, vi faccio immaginare la potenza dell'impatto. Tutto ok, noi siamo vivi, ovviamente sono qua a dirti questa cosa, ma la mia ragazza da quell'evento lì, ogni volta che andiamo in macchina la sera, lei ha dei piccoli attacchi di panico, quindi short of breath, quindi mancanza di respiro lungo. Ecco che il respiro è molto importante da allenare. Ciao Giuseppe Zaccaro, ciao Francesca Bogori, non so cosa mi dici, mi rispondi per cosa? English o Spanish? Non ho capito qual è la domanda, questo è in italiano, quindi non so qual è la domanda. Ritorniamo al fatto della mia ragazza. Quindi lei ha questi attacchi di panico che arrivano così, istantanei. Ovviamente se tu fai un po' di collegamento, riesci a capire la storia passata, è chiaro che l'attacco di panico arriva dall'evento passato. Ora tu dirai, ma che cos'è? Allora non posso più guidare con la macchina quando è scuro, quando sono le 10:30 di sera? No, ma è la stessa cosa, è che puoi tenere il condizionatore acceso, ma non ti devi aspettare che ti arriva un colpo d'aria, come si dice qui in Italia, che ti faccia male alla cervicale. Quindi questo sistema di credenze bisogna lavorarci sopra ed è un percorso molto, molto importante da fare. Prima di farti fare qualsiasi terapia, io ti consiglio di fare un periodo di formazione con dei terapisti esperti del dolore, ma dal punto di vista neurologico, neuronale, scientifico, diciamo di neuroscienza. Non devi diventare uno studioso di neuroscienza per curarti, per guarire, ma è molto importante che segui un percorso di questo tipo. Ora, io lo offro, se tu non ti fidi di me o hai trovato un'altra persona in Italia, all'estero, che ti faccia un percorso, diciamo, educativo, terapeutico, senza terapie passive, mi raccomando, questo veramente lo dico a tutti, non servono le terapie passive per ritornare a stare bene dei dolori persistenti, cronici. Non buttate soldi così, perché molte volte le persone dicono ok, ma il tuo servizio è troppo caro, e poi io vado a vedere quanto hanno speso, quanto stanno spendendo in terapie fasulle che non servono a niente, perché l'ho provate io in primis e sono il primo a non andare contro i miei colleghi, ok? Però bisogna dire che la fisioterapia passiva, massaggi, manipolazioni, se vogliamo anche
agopuntura, magari 2 o 3 sessioni, sì, però non andiamo a farci l'agopuntura ogni settimana per stare bene. Quindi capisci che non è questo il metodo. Il metodo è quello appunto di dare delle indicazioni al sistema nervoso che lui è protetto. Quindi tutte quelle cose che io dico nel mio canale, andatevele a vedere sulle emozioni, sul tapping EFT, su tutte quelle pratiche attive che si fanno dentro di te, facendo usare il tuo cervello, ok? Danno i risultati alla lunga. E si possono fare a casa, online, si possono fare senza che nessuno ti metta un dito addosso. Ora, la seconda cosa che volevo dirvi era quella dell'importante novità che sta accadendo in Neurobalance nel mio percorso. Io nell'ultima live che ho fatto, penso qualche settimana fa, avevo detto che avevo preso una decisione di non gestire clienti, di non prendere nessun cliente, paziente che non avesse dolore cervicale o emicrania. Quindi se la persona ha fibromialgia, mal di schiena o altre problematiche non legate quindi alla parte superiore del corpo, non li avrei presi, cioè non avrei seguiti personalmente. E questo è il motivo non perché non si possono risolvere quelle problematiche, ma perché io non le ho avute in primis e quindi non mi sentivo di dare ulteriori suggerimenti o una terapia mirata per quelle problematiche proprio perché non le ho avute. Ci ho pensato un attimo e ho detto: cos'è che mi servirebbe per aiutare quelle persone là? Mi servirebbe un collaboratore che, parlo di psicologo, uno psicologo che ha fatto il mio stesso percorso, quindi di formazione in psicologia del dolore, attraverso quindi le ultime evidenze neuroscientifiche. Questi sono percorsi che in questo momento sono principalmente all'estero. In Italia non penso ci siano in questo momento ancora percorsi formativi in questo senso per i fisioterapisti, quindi di psicologia del dolore, quindi di psicosomatica. Probabilmente qualcuno l'avrà anche fatto, ma non è un percorso, secondo me, come quello che potresti vedere negli Stati Uniti o in Inghilterra. Quindi ho detto: senti, se trovo qualcuno che mi aiuta nel mio percorso, un collaboratore, uno psicologo che mi dà una mano a prendere anche questi pazienti con fibromialgia e mal di schiena, però con problematiche ovviamente croniche e dove ci sono stati dei traumi psicologici e magari fisici del passato che continuano ad andare avanti, fobie, attacchi di panico, senso di controllo, ipervigilanza, tutta una serie di cose che ci sono quando soffri di dolori cronici. Allora a quel punto ho detto sì, se trovo questo collaboratore, allora apro di nuovo diciamo queste sessioni, questo percorso anche a queste persone. E l'ho trovato. E come al solito la soluzione è sempre davanti a te, perché io tempo fa ho fatto un paio di interviste sul mio podcast, Venezia Therapy, con 2 psicologhe che sono formate in questo senso. E non voglio dire che le psicologhe, la psicologia, quella normale, per attacchi di panico, ansia, traumi, non funziona, ma non è quella che a me serve in questo momento se tu soffri di dolori cronici. Io voglio che ti segua una persona, uno psicologo che sappia questo legame mente-corpo, che vada quindi ciao Corina, che vada quindi a prendere il dolore come sintomo di una mente, come sintomo di un cervello ipersensibile. Questo ragazzi non è ovvio in Italia, ma neanche all'estero. Troverete un sacco di terapisti che cercano di lavorare su particolari zone del corpo in modo meccanico. E vi dico già che perdete veramente tempo e soldi. Quindi la mia terapia, quello che io dico, è che bisogna lavorare nell'intero sistema mente-corpo. L'intero sistema quindi è la mente. Non possiamo pensare che la mente è solo qua e non è qua. La mente è ovunque, è un'intelligenza. Questa intelligenza gira 24 ore su 24, conscia o inconscia.
Lavorare quindi sul cervello, sulle credenze, sul respiro, con la meditazione, con il tapping EFT, col movimento fisico, l'esercizio fisico. Questo è importante, questa è la terapia. Non ti serve una teca, non ti serve una manipolazione, non ti serve una postura, una correzione della postura. Mi fa veramente nervosire questa cosa qui, che andiamo ancora avanti. Ci sono persone che preferiscono fare quel percorso perché è più facile, semplicemente perché è più facile. Se io ti dico, fatti un esercizio fisico, fai queste cose, queste ripetizioni, queste cose, fallo, e migliori, per te dirai, ah, bah, grazie, faccio questo esercizio, l'importante è che non devo lavorare su di me all'interno, allora lo faccio. E no, non va bene così, ragazzi, non si può andare avanti così, purtroppo. E io lo dico anche purtroppo perché anch'io, per me non è semplice esprimere le emozioni, quelle di rabbia, di risentimento, di parlare, di confrontarmi con le persone che mi stanno di fronte quando mi fanno arrabbiare. Non è facile per me, però è quella la soluzione, di non tenere niente all'interno, non c'è risentimento, non c'è rabbia, non c'è senso di colpa, non c'è regret, non mi ricordo adesso come si dice regret, comunque non c'è paura. Questi sentimenti non è che non vuol dire che non ci sono, che se ci sono bisogna esprimerli, e poi quindi lavorando così il corpo e la mente si ristabiliscono, si mettono insieme e lavorano insieme. Quando noi soffriamo di dolori persistenti c'è qualcosa di stuck, di bloccato, che sta cercando di dirti, cavolo, qua dobbiamo cambiare pagina, dobbiamo cambiare pagina da quello che stai credendo, che hai creduto fino ad oggi. Questo è quello che volevo dirvi. Quindi in Neurobalance ci sarà uno psicologo, una psicologa molto formata che mi aiuterà in questo percorso di guarigione per le persone che seleziono, che sono unicamente 4, massimo 5 al mese, per entrare in questo percorso qua, che è un percorso che io sono sicuro, perché ha dato già risultati a persone prima di te, di voi, che ti dà un immenso beneficio e non è niente di non alla tua portata. Perché per quanto tu puoi pensare, ah, ma quante cose devo fare, ma io non ho tempo, ma io non riesco, ma io non ci credo. Ok, non è una religione, prima di tutto. Il tempo che ti serve sono 20 minuti al giorno. Se non hai questi 20 minuti al giorno, non ti lamentare quando i dolori arrivano. Ok, non ti lamentare, tieniteli. Continua così e sai sicuro che le cose non cambieranno mai, anzi si aggraveranno. E io dico, quanto è grave la tua situazione, quanto è importante per te risolvere questo problema. Se per te è veramente importante, quei 20 minuti li trovi e queste 8 settimane di percorso le facciamo insieme. Ecco che questo è veramente importante, ok? Che ti prendi questo tempo per te, soprattutto in un periodo di ipersensibilità come questo, di agosto, di settembre, dove il tuo sistema è arrivato al limite. Quindi o decidi adesso di cambiare le cose o continui a quello che stavi facendo sperando che le cose cambiano, ma te lo dico già, io ho speso migliaia di euro, migliaia, ok? Probabilmente se metto anche i soldi dell'istruzione e dell'educazione a cui sono andato incontro, secondo me sui 100.000 euro ci arriviamo, ok? Considerando tutti gli anni di istruzione, tutti gli anni in cui ho speso per terapie. Ora sta a te decidere con chi vuoi lavorare, non voglio dire che devi lavorare per forza con me, ma prendi una decisione di lavorare in un percorso introspettivo, ok? Introspettivo, guarda come lo stress è legato alla tua ansia, guarda come il tuo percorso e la tua infanzia era legata a come sei oggi, come è oggi il tuo carattere, e non vuol dire che bisogna togliere il passato, bisogna lavorare oggi sul presente, ma questo presente è influenzato da tutto quello che c'è stato nel passato. Lascia andare tutte le persone che ti stanno andando contro, le persone che non vanno verso di te, verso il tuo benessere, lasciale andare, piuttosto stai da solo. Non è importante avere una persona giusto per compagnia, giusto? E se si può lasciamo andare quel lavoro che non ci fa stare bene,
Ora tu dirai, ma è facile per te, tu eri giovane, 22 anni, quando hai cambiato lavoro. Certo, ogni persona ha le sue, come dire, le sue problematiche, e se hai una famiglia è più difficile, se non hai un sostentamento finanziario che ti aiuta è più difficile, però qua bisogna decidere tra salute e soldi. Quando c'è la salute i soldi arrivano, ma quando non c'è la salute i soldi non te ne fai niente, ok? Quindi è un investimento, penso che questo è normale da dire, però ci sono ancora persone che non pensano che sia un investimento la salute, invece è un investimento perché quando tu stai bene puoi fare ancora più soldi, puoi fare ancora più cose, e non parlo solo di soldi, pensa alle vacanze con i tuoi figli, pensa a quanti viaggi puoi fare quando stai bene. Pensa al fatto che puoi andare a mare a mezzogiorno sotto un ombrellone senza avere questi sensi di sbandamenti. Pensa che, non lo so, ci sono miliardi di opportunità che sono davanti a te, che non li stai vedendo solo per la paura di un nuovo percorso, che sono sicuro può darti del beneficio, ma lo capisco anche con tutte le persone che avrai visto su YouTube, in questi anni, dottori fisiatri che ti hanno detto tieniti questo mal di testa, non si può fare, ma te lo devi tenere. Ed è brutto, è brutto perché non si può dire a un paziente, a un cliente tieniti questa cosa, ma neanche quando ci sono delle malattie più gravi, cioè nel senso io non penso che bisogna far così, anzi vado contro quella medicina che ti dice guarda è così, hai 3 mesi di vita, vedi tu cosa devi fare. È brutto, perché chi sei tu per dire che hai 3 mesi di vita? È vero, potresti dirlo, però bisogna rimanere sempre positivi. È vero che bisogna essere anche oggettivi, però qua non stiamo parlando di problematiche gravi di morte, ok? Qua stiamo parlando di problematiche croniche che possono essere risolte perché non sei il primo che le ha risolte, o decine di persone su YouTube che sono ritornate a stare bene con le interviste, insomma, e ne arriveranno altre nel futuro, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Ci saranno sempre più persone che con queste metodologie ritorneranno a stare bene, senza farmaci, senza terapie strumentali che non servono assolutamente a niente. Chissà che magari nel futuro possiamo cambiare le credenze attraverso l'artificial intelligence, non lo so, probabilmente sì. A quel punto quella sarebbe una terapia strumentale molto valida, poi magari ti dirò anche la mia su come sta cambiando il mondo della medicina grazie all'artificial intelligence, che penso sia una cosa molto positiva, quello che sta accadendo, perché è difficile cambiare le credenze, e le credenze si possono cambiare con tanta forza di volontà, ma ci vuole del tempo, ci vuole della grande forza all'interno. E magari l'AI ti può fare questo speed up di questo salto, non lo so, probabilmente sì, vediamo. E quindi questo, quindi se vuoi entrare nel team, essere seguito da un team, puoi mandarmi una mail info@venezianotherapy.com, oppure vai nel mio, magari metto un commento qui con il link dove ti puoi candidare. Non prendo nessuno che non sia motivato e che devo sapere che quella problematica può essere risolta. Quindi ci sono delle selezioni da fare, ecco perché ho detto che sono solo 5 i posti, anche se arrivano 100 domande saranno sempre 5 i posti, non saranno 100, e poi chi può entrare entrerà magari nei mesi dopo, ok? Sono 2 mesi di percorso. Se vuoi avere tutti i dettagli, ho fatto una nuova lezione dove puoi vederla e ti spiego come avviene il tutto e perché funziona, e niente, poi a quel punto, una volta che facciamo l'intervista, capiamo insieme se siamo l'uno per l'altro e se il tuo caso può essere seguito da noi.
E niente, se ragazzi avete delle domande scrivetemele, perché ho ancora 5 minuti prima che la mia ragazza arriva, non so, stavo aspettando, e niente. Spero di avervi dato delle buone notizie. Non vi spaventate per il caldo, perché è normale, siamo ad agosto, bisogna starci un po', bisogna resistere e fare quello che si può. Però muovetevi comunque, magari dopo che il sole cala. Io prima delle 5 non vado in spiaggia, ecco perché sono qui a fare una live il sabato, e niente. Ragazzi, a presto, un abbraccio, grazie per seguirmi, e vi dico già che ogni settimana uscirà 1 o 2 episodi di Veneziano Therapy. Ciao ragazzi, a presto.